Ciao a tutti e bentornati a 5 News, l'appuntamento con le 5 notizie più cliccate della settimana su qdpnews.it. Alla numero 5 parliamo anche questa settimana dello straordinario parto avvenuto in piazza Vittorio Emanuele II a Pieve di Solivo. I genitori ucraini si sono ritrovati con Monica Breda per brindare insieme al grande evento. Alla numero 4 troviamo una grande notizia per tutta la vallata. Già inserito nel circuito dei borghi più belli d'Italia, Cison di Valmarino è stato scelto come borgo pilota per l'Expo di Milano 2015. La terza notizia più cliccata della settimana arriva da Vidor e ci racconta del terribile incidente avvenuto la scorsa settimana che aveva coinvolto un'auto e una moto, lasciando in gravissime condizioni Davide Dalmolino. Il ragazzo 29enne non ce l'ha fatta. Alla numero 2 troviamo la notizia della chiusura, molto probabilmente definitiva, dell'Osteria Senza Oste, il locale di Santo Stefano di Valdobbiadene ideato da Cesare De Stefani. La notizia più cliccata della settimana ci racconta della rissa scoppiata alla sfilata di carri allegorici di Sernaglia. Un gruppo di giovani extracomunitari ha mandato al pronto soccorso un genitore. 5 News finisce qui. Quali saranno le prossime 5 notizie più lette della settimana? Lo scopriremo nella prossima puntata.